Ciao ragazzi, allora oggi facciamo un video diverso dal solito. Innanzitutto vi spiego il perché. Noi all'interno della nostra azienda agricola abbiamo anche un agriturismo e oggi sono stato incaricato dal padre di svolgere un importante lavoro. In pratica devo pulire la piscina. Siccome è una cosa abbastanza noiosa, ho pensato di condividerla con voi all'interno di questo video per renderla un po' più movimentata. Spero che vi possa piacere questo contenuto e magari alla fine faccio anche un bel bagnetto. Quindi adesso vi spiego come la puliamo noi. Allora, abbiamo appena preso un attrezzo nuovo, che è questo qui. Allora, non il palo lungo, ma questo qua. Allora, è questa cosa qui. In pratica con questo andiamo a pulire innanzitutto gli angoli, quelli che ci sono per esempio qui, di là. Non so se si riesce a vedere dalla fotocamera, però questo angolo qua è abbastanza verde perché è la parte più difficile da pulire. Quindi innanzitutto lo togliamo dagli angoli, ok? Dopo, una volta che abbiamo pulito lì, dovremo passare con aspirapolvere, quello più grande, all'interno poi di tutta la piscina, perché ogni tanto, anche e soprattutto per esempio questa mattina c'è stato un temporale e che ha sporcato molto la piscina all'interno. Quindi non perdiamoci in chiacchiere e partiamo. Allora, per prima cosa lo riattacco e passo lungo gli angoli adesso. Ok, pronti, via! Oh ragazzi, guardate, c'è un aereo. Bello, avanti. Ok ragazzi, allora adesso abbiamo passato gli angoli e dobbiamo passare al centro, cioè passare tutta la piscina con tipo una specie di aspirapolvere che vi spiego come funziona. Questa è l'aspirapolvere che vi dicevo. In pratica vi spiego il funzionamento. Qui ci va attaccato un tubo che aspira l'acqua e quindi aspira anche tutto quello che c'è dentro. Non so se si riescono a vedere, tipo quelle foglie che ci sono dentro, e le aspira e poi passano attraverso un filtro che toglie, diciamo, tutta la parte sporca e la lascia passare solamente l'acqua pulita. Quindi adesso andiamo a prendere il tubo. Adesso lo srotoliamo. Adesso dobbiamo attaccare una parte qua. Ok, fatto. Il prossimo passo è attaccare l'altra parte, quella là, all'aspiratore, che in questo caso nella nostra piscina si trova qua, qui sotto, vedete lì. Quindi adesso ok, adesso dobbiamo fare entrare all'interno del tubo tutta l'acqua e per fare questo dobbiamo immergere tutto il tubo in modo tale da riempirlo d'acqua e far uscire tutta l'aria. Adesso quando lo immergo potrete vedere che esce l'acqua, vuol dire che è pieno d'acqua. Ok, adesso che è pieno d'acqua lo attacchiamo all'entrata qua dove vi facevo vedere prima. Ecco, ok, qui abbiamo preparato la situazione. Adesso dobbiamo solo accendere l'aspiratore, quindi cerchiamo giù. In pratica per accenderlo dobbiamo solo aprire questo che è in pratica il nostro aspiratore. Ok, adesso sta aspirando, e chiudere un po' questo qua sopra.
per dargli forza, più o meno fino qua, no, un po' di più. Ok, adesso ha iniziato ad aspirare, quindi torniamo su e iniziamo. Ok, adesso non so se riuscite a vedere lo sporco che c'è all'interno della piscina, viene tutto risucchiato proprio come funziona un aspirapolvere, solo che anziché aspirarlo con l'aria viene aspirato con attraverso l'acqua. Ok ragazzi, allora questo è un lavoro abbastanza monotono, quindi adesso lo velocizzerò in video per non stancarvi. Ok ragazzi, allora la parte di là l'abbiamo finita, adesso dobbiamo venire dalla parte di qui, dopo dobbiamo fare la parte piccolina per i bambini che è qui a destra, quindi muoviamoci. Yes, yes. Schau, das ist ein Staubsauger. A vacuum cleaner for the water. What, sorry? I said a vacuum cleaner for the water. Vacuum aspirapolvere, yeah. Per l'acqua. Because this morning thunderstorm. Yeah, yesterday Yeah, rain, that's the problem. not good for swimming pool. But 10 minutes I finish. Don't worry. Yeah, no worries, take your time. Ok ragazzi, abbiamo finito, adesso stoppiamo qui, allora tiriamo su come era prima e questo lo chiudiamo. I'm making a video for YouTube. Oh, okay. With GoPro. Oh, YouTube, yeah, you know. yeah. I love making video. That's good, yeah. Nice. Ok, allora qui dobbiamo staccarlo. E adesso dobbiamo tirare su tutto il tubo in modo da far uscire l'acqua dentro la piscina. Richiudiamo con il tappo. Una delle ultime cose da fare è in pratica fare il lavaggio del filtro, e per fare questo bisogna prima spegnerlo, poi girare questa rotellina qui su lavaggio, non so se lo leggete qui, lavaggio, e adesso si fa ripartire per circa un minuto, vedete? E in questo modo lava tutto il filtro dallo sporco che c'è dentro. Ok, stop. Adesso per circa 5 secondi si dà il controlavaggio, cioè in pratica risciacqua quello che l'ha filtrato. Ok, adesso si rimette sul filtraggio normale e si fa partire come era all'inizio. Ok ragazzi, come vi dicevo, adesso vado a prendermi il costume e faccio un tuffo anch'io. Eccomi qua. Allora adesso si fa il tuffo.